Si apre il sipario sulla 32esima edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro, organizzato da FITA, Comitato Veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori, in collaborazione con Regione Veneto, Comune, Giornale di Vicenza e il sostegno di Fidi Nord-Est e Confartigianato, dove la kermesse è stata presentata in settimana. Tutto pronto per il 32esimo Festival Maschera d'Oro, in programma al Teatro San Marco di Vicenza dall'8 febbraio al 21 marzo. 7 le compagnie selezionate tra le 72 candidate provenienti da 13 regioni. Si contenderanno la Maschera d'Oro 2020 e la vincitrice anche quest'anno avrà modo di esibirsi al Teatro Olimpico nell'ambito del Premio Faber promosso da Confartigianato. Una collaborazione questa che trae spunto dalle affinità che legano artisti di teatro e artigiani, passione, intraprendenza, creatività, tradizione e dall'impegno dietro le quinte di tante professionalità artigiane, falegnami, elettricisti, scenografi, decoratori, sarti, truccatori. Nel presentare i criteri che hanno ispirato la sempre difficile opera di selezione delle compagnie, un commosso ricordo è stato rivolto al drammaturgo Luigi Lunari, scomparso nell'agosto scorso, che per molti anni svolse questo ruolo e fu appassionato sostenitore del festival. È una manifestazione che ci sta dando grandi soddisfazioni, che è ambita e ricercata in tutta Italia e Vicenza chiaramente diventa il fulcro di questa operazione. Se mi permetti però, 32esima edizione, un'edizione possiamo dire anno zero, in quanto purtroppo non abbiamo più il selezionatore storico che è Luigi Lunari, che ci ha lasciato qualche tempo fa, e vorrei così rivolgere un grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni, perché credo che se la maschera ha raggiunto questi livelli, molti meriti dobbiamo riconoscerli a lui. A curare la composizione finale del cartellone è stato Roberto Cuppone, docente all'Università di Genova, oltre che autore, attore e regista. La definizione amatoriale, che rischia di dare un'immagine riduttiva del teatro di cui sono capaci queste compagnie, secondo la visione di Cuppone, è invece indicativa di chi ama sperimentare. Ho cercato, di interpretare questa parola amatoriale nel senso dell'innovazione, nel senso della libertà di sperimentare e non del tentativo di imitare qualcosa di diverso da sé. E quindi sono andato a cercare, a privilegiare, non cercare perché già c'erano, privilegiare quei testi o più recenti oppure creati dalla compagnia stessa, che potevano essere delle novità, quindi delle sperimentazioni. Accattivante la rosa dei titoli, che da un punto di vista temporale si posiziona tra il XX e il XXI secolo, dal 1945 di Napoli milionaria al 2019 di Le Chat Noir. Per generi, invece, si spazia da commedie spassose e originali al grande classico edoardiano, fino ai testi che raccontano l'oggi con sguardo lucido e attento. Da segnalare che verrà riproposto il premio La Scuola e il Teatro, riservato agli studenti delle superiori. Chi parteciperà avrà ingresso gratuito agli spettacoli. Per i vincitori sono previsti buoni libro e per la scuola d'appartenenza un premio in denaro. Gli abbonamenti sono in vendita nella sede di Fita Veneto, in Stradella delle Barche 7 al mattino, dal lunedì al venerdì.